No, io lo considero un insuccesso per la città di Venezia e di Mestre, di tutto il territorio, ed è questo che mi sta a cuore. Vedi, a me le polemiche inutili non interessano nulla, come non interessano gli annunci. Noi dobbiamo fare le cose. Il cambio di direzione a sorpresa del sindaco Brugnaro di non voler più il palazzetto dello sport nell'area di sua proprietà dei Pili perché non si dica che ci guadagno sopra, per il senatore veneziano Ferrazzi è un insuccesso. Arriva dopo anni di polemiche, di interrogazioni delle opposizioni e di inchieste giornalistiche sul presunto conflitto di interesse del primo cittadino. Ed è ogni evidenza che questi 7 anni sono stati tempi persi, perché le polemiche col quale il sindaco ha portato avanti la costruzione non solo del Palasport, anzi diciamo di tutta la valorizzazione attigua al Palasport nelle sue aree, nell'area dei Piri, in cui c'era un progetto di valorizzazione fino a 150 milioni di euro, che è stato poi oggetto anche di una mia interrogazione parlamentare, e beh, questo ha fatto perdere tempo. Costruire gli impianti sportivi nel quadrante di Tessera è quanto fu previsto nel PAT votato 2 amministrazioni fa, evidenzia il senatore. Stabiliva esattamente questo, cioè che tutti i grandi impianti sportivi dovessero essere costruiti nel polo di Tessera, nel quadrante di Tessera, perché lì c'è la bretella, ci sarà la linea ferroviaria che andrà in aeroporto ed era già prevista anche la fermata stadio, quindi ci sono le condizioni per creare nel nostro territorio quegli impianti di medie e grandi dimensioni che necessitano, di cui Venezia ha bisogno, perché deve essere una città di alto livello e dunque anche capace di ospitare eventi sportivi, dello spettacolo, delle manifestazioni culturali adeguate appunto alla sua storia e soprattutto al suo futuro. Brugnaro ha sempre smentito qualsiasi conflitto di interesse, anche nell'ultimo consiglio comunale in cui è stato chiamato a rispondere sul tema, e ora questo annuncio. Ma al di là del cambio di rotta, Ferrazzi evidenzia. Il tema vero è che le attività amministrative sono bloccate perché in questi anni abbiamo avuto un sacco di annunci e dichiarazioni, il ponte di Rialto sopra la fermata, sopra la stazione di Mestre, la riqualificazione dell'Umberto I, il nuovo stadio che doveva partire già 2 anni fa, appunto il palazzetto dello sport, il blocco del traffico, la gestione del traffico, diciamo, del problema del moto acqueo, del motondoso, la questione del turismo, tante parole, ma oggettivamente in questi anni non si sono visti i fatti.